Sull'Afghanistan, dove la Lega Nord ha chiesto un exit strategy, in realtà il PDL avrà il voto proprio del suo partito. Dico male? Dico giusto? Ma, una delle riflessioni da fare è che ad agosto, a fine agosto ci saranno le elezioni in Afghanistan. Il momento è molto delicato, c'è stata una recrudescenza degli scontri, una coalizione piuttosto eterogenea è lì ormai dal 2001, dal mese dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Credo che noi abbiamo il dovere di lasciare quella situazione nel momento in cui quella situazione riesce ad essere sufficientemente stabile. Lì in modo particolare il contingente italiano, tra l'altro io sono molto amico anche di ufficiali di lagunari che sono stati più volte, tra l'altro che saluto. Bisogna dire che il contingente italiano lì ha fatto missione di pace, ha fatto servizi logistici, servizi sanitari, ha svolto ruoli di tipo umanitario, ecco, per cui mi sembra che quanto abbiamo fatto debba essere concluso in questo momento. E quindi dobbiamo aspettare perlomeno che ci siano le elezioni, ci sia una stabilizzazione del Paese, e poi è chiaro che bisogna anche prendere atto che se in 8 anni non abbiamo chiuso una situazione probabilmente bisogna pensare anche come uscirne.